La CISL impegnata con la Federazione Nazionale Pensionati insieme all'Associazione Nonni 2.0 oggi ad Agrigento per la conclusione di questo concorso al respiro nazionale. Ricordiamo che un anno fa presso il Teatro Pirandello l'evento fu presentato ufficialmente, oggi la conclusione che vede la partecipazione di tantissimi studenti premiati provenienti da tutta Italia. Sì, esatto, una bella manifestazione oggi che vedrà tra l'altro una tavola rotonda organizzata da noi appunto col tema l'alleanza fra le generazioni, ed è questo il messaggio che come organizzazione sindacale assieme appunto alla Federazione Nazionale dei Pensionati e a Nonni 2.0 vogliamo lanciare, quella appunto di un'alleanza importante tra il mondo degli anziani e il mondo delle giovani generazioni, perché serve per creare appunto una speranza di una società più equa e più unita. È chiaro che il nostro obiettivo è quello di mettere sempre più in correlazione le due generazioni, in quanto appunto è importante che ci sia un contatto diretto, perché da una parte gli anziani sono chiaramente portatori di valori e di storia, dall'altro lato invece i giovani danno invece speranza di un futuro migliore e possono insieme creare chiaramente una sinergia e un'interconnessione che sarà chiaramente importante per tutta la collettività. È un concorso che abbiamo fatto con molto piacere insieme alla CISL Pensionati e che ha messo in mostra un affetto straordinario dei nipoti verso i nonni, affetto di cui normalmente la cultura dominante tace e non si capisce perché. Forse si capisce anche perché i nonni rappresentano la storia, rappresentano la tradizione, quello da cui veniamo, ed è bene valorizzare questa storia, perché senza una coscienza del passato è anche difficile vivere bene il futuro. Come sono stati scelti i premiati? C'è stata una preselezione degli associati a Nonni 2.0 e poi c'è stata una giuria presieduta dal poeta Davide Rondoni con 2 rappresentanti della CISL e 2 rappresentanti di Nonni 2.0, ed è stato un lavoro anche impegnativo perché sono tutti temi molto, molto commoventi e intelligenti. Del concorso Io e i miei nonni, esperienza e riflessione, ecco il ruolo della FNP CISL regionale in questa iniziativa. Come FNP, quindi Sindacato dei Pensionati, noi crediamo molto nel rapporto con le nuove generazioni. Parliamo di futuro, il futuro è stato nostro, lo abbiamo costruito, vogliamo collaborare affinché per i nostri giovani ci sia un futuro migliore. Crediamo molto nel rapporto che dobbiamo costruire, nel dialogo. Noi come nonni, come anziani, abbiamo nei confronti di questi ragazzi delle grandi responsabilità. La responsabilità è quella di aiutarli a inserirsi in una società, aiutarli ad avere fiducia, a ritrovare fiducia in quello che può essere il futuro. E poi noi siamo la generazione del ponte, dobbiamo creare un passaggio, lasciare il nostro testimone ai giovani che purtroppo oggi vivono un periodo triste perché sono presi dalle incertezze, dalle paure, e quindi abbiamo il compito grande di ridare loro fiducia, perché il futuro è di loro, ma noi glielo dobbiamo consegnare in maniera costruttiva. Grazie. L'anno scorso abbiamo fatto lo stesso evento al Teatro Pirandello, quest'anno siamo a Pallacongressi, un evento importante anche all'insegna di Agrigento 2025, un rapporto fondamentale tra i giovani e i propri nonni che sono un asse importante della nostra società. Sono lusingato ad essere qui, ringrazio la scuola, ringrazio i docenti per il lavoro che hanno svolto.